Una landa pianeggiante dove riecheggiano ancora i suoni contadini di una volta. Una comunità coesa e orgogliosa che vive di valori semplici ma sempre attuali. Una fede assidua che accompagnava le popolose famiglie nei sacrifici quotidiani, nelle rare gioie e nei frequenti dolori. Perché Madonna della Salute, frazione del comune di Maser, non aveva altro che questo. Nessun denaro, nessuna opportunità, solo spirito di comunità e di devozione. E a dire il vero, la frazione non aveva neanche questo stesso nome, Madonna della Salute, perché veniva chiamata Campagna Coste. Forse per questo era stato così importante, nel lontano marzo 1923, rendersi indipendenti dalla chiesa matrice, alla quale bisognava recarsi ogni domenica con gran fatica e al contempo mostrarsi capaci di guardare con orgoglio la propria contrada. Coste di Masera, là si andava su a piedi a 3 chilometri, si andava a scuola e anche in chiesa in su, ecco. Quindi bisognava prendere da qua e andare fin su? Su, sì, anche senza scarpe devo sparagnare. Una contrada che prima di tutto doveva dimostrare di saper onorare il più recente dei sacrifici, quello dei caduti della Prima Guerra Mondiale. E così, con estremo sacrificio, la comunità fece costruire a proprie spese il monumento, dove il ricordo dei compianti Francesco Baldissera, Eugenio e Venesio Ganeo, Giovanni Menegon, Giovanni Pellizzer, Umberto Piva, Ilario Reginato, Angelo Zanin e Massimo Zanusso trovarono rifugio. A questi nomi se ne aggiunse un altro anche nel secondo dopoguerra, quello del capitano Italo Bigolin. Il monumento è stato fatto del 22, però quando che lo hanno costruito, è stato i nostri vecchi, chiamo su. Però non so se è stato il comune o la parrocchia dei Coste che non voleva farlo. E allora, quando è stato fatto il monumento, è stato fatto del paese qua del Madonna Salute, non qui del comune dei Coste. È l'ora di fare l'inaugurazione del monumento. E diciamo, va il prete a benedirlo, e a invitare il prete dei Costi. Si è rifiutato. Hanno dovuto andare a Caerano, prendere il prete da Caerano e venire a fare la benedizione. Quando dopo la seconda guerra mondiale l'arciprete lasciò il posto a Don Sante, che per primo si era dato da fare per il paese, i capifamiglia costruirono anche una casa canonica e qualche anno dopo la chiesa, eretta in pochissimo tempo grazie all'entusiasmo della comunità per intero. Nonostante tutte le difficoltà, per i residenti il cantiere fu quasi come una grande festa. Era il 21 novembre, giorno di Madonna della Salute, quando l'opera fu completata, e da lì questa frazione prese il nome, dedicando ogni anno a questa ricorrenza una grande festa. Ciò che sorprende di Madonna della Salute, in fondo, è che di tutta questa dedizione sia rimasto poi qualcosa. La comunità ancora festeggia i valori di quel tempo, spesso invece dimenticati, e senza alcun risentimento nei confronti del resto del comune, ma anzi lasciandosi coinvolgere nel racconto dei suoi valori. Il fenomeno dei monumenti ai caduti è stato un fenomeno storico-sociale di notevole importanza nei primi anni dopo la fine della Prima Guerra Mondiale. E in tutta Italia abbiamo questi monumenti a ricordo dei caduti. In particolare volevo sottolineare come il ruolo dei cittadini sia stato fondamentale, perché sappiamo che questi monumenti sono stati eretti non per volontà delle amministrazioni comunali, ma da parte di comitati formati da privati cittadini. E questo fenomeno descrive il sentimento che c'era nei primi anni dopo la fine della guerra mondiale. E anche oggi, dopo 100 anni, è il Comitato Festeggiamenti Madonna della Salute, formato da privati cittadini, che si è fatto carico di ricordare coloro che l'hanno costruito, ma soprattutto i nostri caduti, anche perché i parenti più prossimi ovviamente non ci sono più. E quindi la comunità, ancora, i privati cittadini, si sono fatti carico
di questo ricordo.